La prima cosa che dobbiamo dire però è che l'acqua è potabile, anche se a nostro giudizio è inutilizzabile per ragioni di sapore ed odore. Che cosa è successo è complesso da dire. E intanto fronteggiamo l'emergenza e consentiamo alle persone di avere una vita quasi normale. Sulle condizioni che hanno generato questa cosa ci sono diverse ipotesi. Diciamo che innanzitutto c'è poca acqua, ci sono ragioni determinate da siccità e ci sono anche ragioni che probabilmente derivano dall'attività manutentiva delle reti degli impianti. E quindi di conseguenza una delle ipotesi che si potrebbe fare è che nel momento in cui tu vai a pescare l'acqua nel punto più basso, probabilmente queste condizioni sono determinate da ciò che è successo il 29 di ottobre e dai residui che ci sono in questi punti, ma è un'ipotesi. Quindi adesso noi convocheremo immediatamente con la stessa urgenza di oggi chi ha responsabilità di gestione, cercheremo di capire se sono modificabili i loro programmi manutentivi per cercare di alzare il livello d'acqua in maniera che questo pescaggio dimostri se l'ipotesi di considerare il pescaggio basso, quindi praticamente rasentando quelli che sono i fondi, l'acqua si presenta in maniera diversa. Ma resta un'ipotesi, anche se la questione strutturale ha a che fare con una scarsa disponibilità dell'acqua. E probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente questo è un tema strategico che la Regione deve cominciare ad affrontare. Quanto potrebbe durare questa emergenza? Ma molto dipenderà dalle condizioni del tempo. Se dovesse piovere sicuramente molto meno, però diciamo che prudenzialmente dovremmo dire di avere alcuni mesi con una certa emergenza davanti a noi. È possibile che questo fenomeno si allarghi anche ad altri comuni? Io non lo escludo, potrebbe capitare, naturalmente adesso insomma, non fasciamoci la testa prima di averla rotta, però insomma, è un fenomeno che si potrebbe allargare, io mi auguro che questo non accada. La Regione ha bisogno di fare un piano Marshall contro queste evenienze. Ma sa, qui non c'è un problema di piano Marshall, qui c'è un problema di rivedere un po' la politica di approvvigionamento delle fonti idriche, quindi questo è un altro dei lavori che stiamo facendo, cioè stiamo cercando di capire se l'ordinanza che nomina il Presidente Fedriga a seguito del maltempo consente misure derogatorie, perché questa è un'altra delle cose da cercare di fare il prima possibile, per andare a indagare attraverso delle analisi la utilizzazione di nuove fonti, quindi di nuovi pozzi. Questa è un'altra delle cose che abbiamo in campo e che bisogna fare immediatamente.